non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte, di corsa, momenti in modo così affrettato. E ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura che poi definito libro da uno degli imputati, perché aveva la consistenza di un libro, anche il fatto che contemporaneamente trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero. E in quel momento lo ricordo con enorme piacere perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone. Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua, 1992. Chi era e come lavorava Giovanni Falcone? Va ora in onda Una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana con Gemma Gaetani. E diamo subito il bentrovato a Gemma Gaetani. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Oggi continuiamo ad esaminare l'etichettatura alimentare. Oggi tocca quella delle uova. Col regolamento 2295 della Comunità Europea del 2003 sono diventate obbligatorie due dichiarazioni sulle uova. La prima va letteralmente sull'uovo, cioè sul guscio. Ogni singolo uovo deve avere stampato un codice alfanumerico e la data di scadenza. Scopo di questo codice è dare informazioni sul tipo di filiera produttiva e tracciare il prodotto. Il primo numero che lo compone, infatti, indica il tipo di allevamento: 0 per le uova biologiche, 1 per l'allevamento all'aperto, 2 l'allevamento a terra, 3 in gabbia. Dopo ci sono due lettere che indicano il paese dell'Unione Europea nel quale le uova sono state deposte, cioè prodotte. Il T chiaramente sta per Italia. Poi c'è un codice Istat del comune di produzione e della provincia. Infine il numero che identifica l'allevamento presso l'ASL di competenza. Ma che vuol dire 0 uova biologiche? Vuol dire che le galline devono mangiare biologico e avere tanto spazio, massimo 6 galline per metro quadrato all'interno, con un limite massimo per l'allevamento di 3.000 galline, zona esterna obbligatoria di 4 metri quadri per gallina. E allevamento 1 all'aperto? Vuol dire che le galline sono al massimo 9 per metro quadro. Lo spazio esterno, anche qui obbligatorio, è di 4 metri quadri a gallina, però non ci sono limiti di numero di capi. Nel codice 2, allevamento a terra, abbiamo sempre 9 galline a metro quadrato, ma non c'è spazio esterno e non c'è limite di capienza. E nell'allevamento 3 in gabbia, le galline hanno 750 centimetri quadrati per gallina. In più non c'è spazio esterno né limite di capienza. Questo codice è stampato solo sull'uovo, quindi dalla confezione non si vede, però sulla confezione compaiono frasi che indicano per esteso quanto sintetizzato dal codice. Sulla confezione poi troviamo anche l'indicazione della categoria. Categoria A vuol dire guscio pulito intatto, una camera d'aria non superiore a 6 mm e a 4 nella categoria extra, albume pulito, nessun odore né trattamenti di conservazione. Le uova che non hanno queste caratteristiche finiscono nella categoria B e possono essere cedute solo a imprese industriali del settore alimentare oppure all'industria non alimentare. Poi abbiamo il peso: uova di categoria A XL grandissime, 70 grammi almeno, le L, le grandi, da 63 a 73, le M, le medie, vanno da 53 a 63, le S, le piccole, pesano meno di 53 grammi. E per quanto riguarda la camera d'aria, è quella che si forma tra uovo e guscio, quando l'uovo passa dai 40 gradi centigradi di temperatura del corpo della gallina alla temperatura esterna, quindi dopo la deposizione nasce e aumenta con il passare dei giorni. Più alto è lo spessore di camera d'aria, di questa camera d'aria, meno è fresco l'uovo. Andiamo con la sigla del food art e il food art di questa settimana. Grazie Federico. Food Art.
Chiuso cosa dici? Tipo chiusa. Io me ne sbatto. È una brasserie di quartiere, non un 3 stelle. Ecco, questo piccolo capolavoro della cinematografia comica francese, Command Chef, che in italiano è diventato Chef Ridere di gusto, mostra tante dinamiche della cucina contemporanea, come l'intransigenza alimentare dei cuochi. Ripristiniamo subito il collegamento con Gemma. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Non mancate. Bacini, bacetti e baciotti. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. Eccoci, purtroppo c'è stato un problema con la connessione video, quindi continuiamo al telefono. Stavamo dicendo che sono intransigenti anche i mangiatori difensori della tradizione assoluta o semplicemente del proprio gusto. Emilio Mottolini del Breosolificio omonimo, che dopo appunto sentiremo nella video intervista, ci ha riportato il pensiero di chi vuole che tutta la bresaola sia tutta italiana, però ci ha spiegato che per sostenere una produzione del genere i capi allevati in Valtellina non bastano. Questo è uno dei grandi dilemmi della produzione alimentare contemporanea: essere intransigenti sulla provenienza della materia prima e produrre per pochi, oppure produrre su larga scala però cercando anche altrove la materia prima. Essendo la bresaola valtellinese un IGP, può bastare che solo uno tra gli stadi di produzione, trasformazione ed elaborazione si svolga nell'area geografica nella quale si è sviluppata la tradizione del prodotto tutelato. Queste maglie larghe servono a tutelare la tradizione, coniugandola però con evenienze contemporanee, per esempio una produzione più globale che locale. Andiamo regia con la sigla della biblioteca di cucina. Grazie. La biblioteca di cucina. Ecco, il libro della settimana che non possiamo non avere è Dolce Italia, la mia pasticceria della tradizione di Ginio Massari. Nella sua ricetta del tiramisù innovativo il maestro pasticcere consiglia di non usare cacao in polvere perché verrebbe assorbito creando delle macchie antiestetiche. Ecco, forse l'innovazione è più comprensibile quando ci spiega le sue ragioni con eleganza. Oggi vediamo la seconda e ultima parte dell'intervista ad Emma Marveggio di Chapeau Porté, un locale
tale che sembra la Valtellina teletrasportata a Milano. Si parla di bresaola punta d'anca extra con carni importate e di bresaola originaria fatta con carni italiane, del salumificio Mottolini, della bresaola affumicata, della slinzeca di Panatti Macelleria e poi delle uova di selva. Io vi ricordo di abbonarvi a Radio Libertà, mi scuso per questo problema con il video, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie, ciao! Allora Emma, queste sono le bresaole che vanno sul tagliere di bresaole e poi c'è questa qui che tu servi in un tagliere a parte che è l'originaria. Ci parli insomma di queste bresaole e anche del fatto che ci spieghi, perché a volte il consumatore non ha ben chiare le idee. Per esempio la bresaola della Valtellina IGP si può, secondo disciplinare, preparare anche con carni straniere e questa è una che poi vengono lavorate e affinate appunto lì, le carni ottenute lì in Valtellina, e questa è la tipicità appunto territoriale. Però qualcuno pensa che questo tipo di bresaola non sia una vera bresaola, in realtà lo è, e poi c'è anche di fondo un problema di insufficienza della materia prima, quindi sono semplicemente diverse, una è più artigianale, un'altra diciamo è per una produzione più importante, più massiccia, però ci sono delle piccole differenze. Insomma, parlaci un po' della bresaola. Allora, quello che posso dirvi della bresaola è che ogni produzione è lavorata con delle ricette diverse. Ovviamente il fine è quello di generare una bresaola con delle carni. Ecco, per esempio questa bresaola, che è prodotta dallo stesso bresaolificio che fa l'originaria, ha nella sua differenza che questo è un prodotto che va all'industria ma di altissima qualità, è una punta d'anca, ovviamente non c'è la produzione, non ci sono gli animali per farle, mentre noi qui nell'originaria abbiamo l'animale che nasce, vive e muore in Valtellina per tutt'altra ragione. Quindi l'idea di questo bresaolificio del signor Mottolini è proprio stato quello di recuperare con la tradizione di una volta, il prodotto di una volta. Ma qual è l'handicap? Che non potrebbe mai andare all'industria, nessuno lo potrebbe trovare, capite che non c'è proprio la possibilità di produrla. Questa è la ragione per cui anche Château-Porter tiene. Tanto siamo gli unici ad averla a Milano. Tu sei l'unica, scusa se ti interrompo, questo è l'unico ristorante di Milano nel quale io posso trovare la bresaola originaria. L'originaria sì, per il resto la potete trovare in Valtellina, nei ristoranti valtellinesi o nel punto vendita di chi la produce. Sempre in Valtellina? Sempre in Valtellina, là se voi andate la potete trovare. Qui è proprio la volontà, essendo io valtellinese, con la voglia di promuovere un territorio speciale, proprio la specialità di quel territorio, ho bisogno anche di fornitori che con amore riescano a trovare, e in questo caso l'originario è proprio frutto di un'intuizione e di un amore per il territorio, ed è anche la partenza per l'idea di avere un turismo qualificato che sa dar valore a questo tipo di fatiche, perché questa è una produzione che non è così redditizia. Per quanto riguarda la punta d'anca, molto morbida, è una carne sicuramente che arriva da mucche d'allevamento ma che non sono valtellinesi. Non per questo non significa che non siano buone, buonissima, perché l'idea, il prodotto se è fresco, è tagliato al momento, non è sottoposto a dei condizionamenti particolari, rimane eccezionale. Anzi, un sacco di persone preferiscono questa a questa, perché poi dipende molto dai gusti. Questo è un gusto più forte, questo è un gusto più delicato. Per quanto riguarda queste due, arrivano da una produzione di una macelleria che sta in Chiavenna, è un signore che produce con qualità altissima. Non conosco purtroppo la provenienza dei suoi animali, ma so che questi due prodotti, questa è una bresaola affumicata e questa è una slinzega. Anche qui ogni volta troviamo sulla slinzega delle caratteristiche differenti, perché dipende dall'animale. Queste sono due lavorazioni molto particolari. Lui è noto, se andate a Chiavenna trovate la macelleria e la potete comprare. Perfetto. Ascolta, mi aveva incuriosito, mi dicevi che sull'etichetta dell'originaria io posso vedere anche, proprio nell'ottica di una tracciabilità assoluta e anche un po' di mettere in contatto, mi sembra, effettivamente il consumatore milanese con la realtà valtellinese.
che si trova a mangiare qui, magari di incuriosirlo, noi possiamo trovare sul retro ecco, sul retro, cioè sul fronte c'è tutta la cosa, l'indicazione della provenienza dell'animale, e questa ogni volta è diversa. Voi vedete, sono due prodotti, è sempre la stessa bresaola originaria, ma con due caratteristiche differenti, che la tracciabilità e l'allevamento. Questa arriva da una produzione da latte, di mucche da latte, che vivono a Colorina. Colorina è un paesino prima di Sondrio, e qui c'è il nome dell'allevatore che ha conferito il latte a una latteria valtellinese. Ora chiamiamo il produttore, così ci spiega anche lui. Allora Emilio, come nasce l'idea della bresaola originaria? Nasce semplicemente dal fatto che avendo un bresaolificio, molti clienti mi chiedevano e mi dicevano che la bresaola chiaramente per loro era fatta con carne valtellinese. Ovviamente rispondevo che era impossibile fare i numeri che facciamo in Valtellina con la carne valtellinese, perché di animali in Valtellina sono prevalentemente per la produzione del latte, e sono 10-15 mila capi. In Valtellina si fanno dalle 100 alle 120 mila bresaole a settimana, vuol dire 60 mila capi a settimana, quindi non sarebbero bastati neanche per una settimana. Detto questo, mi è venuta questa idea, allora assieme a Coldiretti, con la collaborazione di Coldiretti, sono andato a cercare degli allevatori disposti a darmi un tot di animali, chiaramente pochi, però che animali, non animali prettamente da carne, ma animali filiera latte. Quindi quando la mucca non faceva più latte, non era più redditizia per l'allevatore, noi la compriamo, la sezioniamo, la lavoriamo, prendiamo le parti utili per fare la bresaola, che su un animale di 4-5 quintali è pari a 50-60 kg, quindi pochissimo, chiaramente utilizzando prodotti locali, quindi piante aromatiche, nello specifico le ho trovate in Valposchiavo da Reto Raselli, quindi sono anche biologiche. Salgemma di montagna, che sono andato a cercarlo e l'abbiamo trovato in Germania, al confine con l'Austria, nelle zone di Salisburgo, e vino valtellinese. Questa è la ricetta. Il disciplinare per gli allevatori era che dovevano essere animali nati, allevati e chiaramente macellati in Valtellina, quindi un prodotto locale. Ma detto questo, non era il nostro core business o l'idea di fare un prodotto da distribuire poi in generale, perché i numeri sono veramente bassi. E allora abbiamo pensato di darla esclusivamente a ristoranti e negozi in Valtellina. Abbiamo creato un sito che si chiama L'Originaria, ovviamente, dove si può andare, si vede chi ha il prodotto, chi sono gli allevatori che collaborano con noi, e il compito principale di questi ristoratori o negozianti è quello di spiegare il prodotto e soprattutto indirizzare, visto che sul prodotto, sulla bresaola c'è il nome dell'allevatore, di chi è, indirizzare le persone, soprattutto turisti, nelle aziende agricole. Quindi d'estate andare in alpeggio a visitare gli allevatori che avevano contribuito al progetto e magari innescare un circuito virtuoso dove poter appunto degustare i formaggi e creare un'accoglienza anche da parte dell'allevatore. Questo è un progetto che è partito nel 2015 e sta andando avanti. Questi ultimi 2 anni ovviamente è rallentato perché la ristorazione ha avuto i suoi problemi, siamo stati concentrati su altre cose, ma non è assolutamente chiuso, anzi pensiamo di rilanciarlo con qualche evento quando potremo, perché riteniamo che anche in vista delle Olimpiadi che arriveranno nel 2026 in Valtellina, sono dei prodotti che secondo noi non solo i milanesi o comunque gli italiani, ma anche le persone che arrivano dall'estero saranno interessate a cercare, trovare e creare appunto questa sinergia con il commercio, allora l'allevamento, l'industria di trasformazione, il commercio per la vendita, e tornare poi all'allevamento per dare più visibilità a chi veramente poi mantiene un territorio così bello in Valtellina.
Sì, è anche il mantenimento di una tradizione, nel senso che per la bresaola di tutti i giorni si può prendere quella appunto del supermercato, che permette di soddisfare la richiesta, e però è anche bello conoscere e mangiare magari ogni tanto la bresaola artigianale in senso stretto, che mi diceva Emma che qui a Milano si può trovare soltanto da lei. Assolutamente, perché abbiamo pensato solo in Valtellina, ma poi Emma è la Valtellina a Milano. È la Valtellina a Milano, non potevo non darla, a parte l'amicizia che ci lega, ma è anche cioè sarebbe stato veramente brutto. Poi ce l'hanno chiesta anche altri, ce l'hanno chiesta in altre zone, perché poi i ristoratori che vengono qui e l'assaggiano sono curiosi e allora mi chiamano, mi chiedono ma ne vorrei un po', no, non c'è, non posso darla. Non c'è. Vabbè, però piano piano ci si mette in fila, d'altronde adesso ci si mette in fila per tutto. Bene, io la ringrazio. Lo scopo è quello proprio di far venire qua le persone in Valtellina, perché poi un territorio è bello, cioè diventa importante quando è visitato, e poi dopo si possono trovare i prodotti anche dove uno abita, ma se tu non vai a vedere, a capire come si fa, cosa c'è, ti manca una parte. Esatto, manca una parte importante. Questo era lo scopo principale. Perfetto, esatto. Grazie Emilio, grazie. Bene, grazie a lei. Ciao Emilio. Perché proprio la sua idea è stata la sua intuizione, l'ha portata a termine, e c'ero quando, e devo dire che è una bella idea che si accompagna poi a quella che è l'idea delle uova di selva. L'idea è proprio questo. Infatti, ora ti volevo chiedere anche di quelle. Allora Emma, questo è il tuo creme caramel, e anche qui c'è della Valtellina, perché qui mi hai fatto vedere uova di selva, e questa ti consegnano quando le ordini queste uova, ti spiegano quando sono state deposte e così via. Ci parli dell'uovo di selva e di questo creme caramel? Allora, l'uovo di selva è veramente un'altra intuizione di un valtellinese. Ha avuto questa intuizione di prendere una selva, comprare le sue prime 1000 galline, dove mi ha insegnato un mondo sulle galline, perché le galline viaggiano per gruppi, per ceppi familiari. Le galline che depongono queste uova le depongono in una selva a 750 metri vicino a Morbegno, che è un comune valtellinese, e le depongono ovviamente tutti i giorni. Le depongono in luoghi che sono sempre gli stessi, un po' come i funghi sono sempre, e viaggiano per comunità. Le sue prime 1000 galline sono state abbattute dopo 2 anni, perché mi spiegava chi ha ideato questa filiera sull'uovo, mi spiegava che le proteine dell'uovo dopo 2 anni cambiano completamente, decadono. Per cui quindi adesso le selve sono 2 per poter gormire, ed è lui che personalmente consegna una volta a settimana, ci porta le uova. Devo dire che queste uova, sperimentate da me non come tecnica di uova, ma prodotto 2 creme caramel con le uova di galline che viaggiano libere nella pianura padana e galline che viaggiano libere a 750 metri, io ho fatto fare dai miei cucinieri 2 creme caramel, ricetta di mia madre: latte, uova e zucchero, nulla più, cotta e bagnomaria, come si faceva una volta. Non c'è nient'altro in questo creme caramel. Io ho detto, io l'assaggio, perché visto che i costi di partenza sono notevolmente differenti, sono abituata a dare il rapporto prezzo-beneficio, deve essere beneficio, cioè il prodotto deve essere, non mi importa se è il massimo costo, ma deve essere la massima qualità. E devo dire che assaggiando 2 creme caramel fatte dalla stessa mano nello stesso momento con uova diverse, c'era un abisso. Io non sapevo, scegliendo una delle 2, quale fosse quella con l'uovo di selva, ma poi è risultata essere quella con l'uovo di selva, e ora da me arrivano le uova tutte le settimane, e per ora le utilizzo solo per fare il creme caramel e 2 torte che abbiamo in menù. Prossimamente, visto che stiamo attrezzandoci per fare anche qualcos'altro, verranno utilizzate anche con una modalità più visibile, ma certo il creme caramel fatto con le uova di selva vi garantisco che è un'altra cosa. Ma mi riassumi la filosofia di Chat-à-Porter con un esempio, una frase, quello che vuoi tu? Allora, il concetto è questo: dare valore all'origine. Per Chat-à-Porter significa
un luogo dove chi ha voglia di trovare delle cose davvero autentiche è pronto ad attraversare la città o una regione per venirle a mangiare da noi. E questo avviene. Ma tu sembri proprio un'ambasciatrice della Valtellina a Milano. Questa è una mia curiosità. C'è qualcuno che ha conosciuto la Valtellina qui e dopo è andato in Valtellina che magari non c'era mai stato, milanese o anche non milanese, perché Milano è piena anche di persone che non sono né milanesi né lombarde? Devo dire di sì, molta gente me l'ha detto e devo dire che questo mi ha riempito di orgoglio, perché addirittura devo dirti che siamo sulla guida francese e nel primo anno la Rutarda ha posto la Valtellina in Val d'Aosta. E questo mi ha scandalizzato, perché la Valtellina è il vero polmone verde della Lombardia e questo vuol dire che c'è tantissimo da fare. Per poter fare bisogna che lo facciano tutti, che lo facciano a tutti i livelli, che lo faccia il territorio e che lo facciano i valtellinesi fuori dal territorio, ma che in quel territorio hanno le loro radici. Ma dirò di più, ci sono tante persone che non hanno radici in Valtellina, che hanno iniziato proprio ad apprezzarla e a raccontarla, perché si sono accorti che se vai in Valtellina e stai sulla statale strada è un budello, non vedi niente, ma tu potresti camminare a piedi in Valtellina, credo per anni, senza calpestare 2 volte lo stesso suolo. È un territorio da scoprire da tutti i punti di vista. Bene, grazie Emma, grazie per l'intervista e anche per quello che stai facendo evidentemente per la Valtellina qui a Milano, raccontandola e facendo innamorare anche chi la conosce tramite te. Grazie ancora Emma. Grazie a te. Avete ascoltato